Buongiorno. Cosa abbiamo qui? 3 vetrine. Lì ci sono gli attrezzi del mestiere, ce ne mostra alcuni. Queste scalpelle. Forse questo c'ha 150 anni. Questi pialletti. A cosa servivano? Per pulire. Ma si usano adesso poco perché ci sono attrezzi moderni. Quando ha iniziato a fare il falegname? Oggi è in pensione, no? Sì, da bambino. Mio padre anche era Mastro Tascia chiamato. Una vita trascorsa qui dentro. Questo era un vecchio convento, poi l'ho comprato io nel 1976 e ho fatto la falegnameria. Quante ore si lavorava qui dentro? Partivo di domenica mattina alle 7 e smettevo la sera finché non finiva il lavoro. È stato anche all'estero lei? Sì, a Zurigo, anche in Germania, nel 67 a Francoforte, Isen. Lavoravo lì e la testa ce l'avevo qua. E oggi continua ancora a Sì, passarsi come un po' il tempo? Qua, sempre per la famiglia. Queste sono bugna che va incastonata nel telaio. Don Nicolò, e questa è una delle porte che lei ha creato? Sì, forse nel 1990, una cosa del genere. Si secava il legno, si segnavano, si foravano, mortasati. Questo l'ho fatto per io, quest'altro anche. Cosa si prova oggi nel vedere queste sue creazioni che sono ancora lì? Certo, sono come le mie creature, questo l'ho fatto pure io, poi ce n'è un altro, questa qua pure io. Ma come ha imparato? Sono cresciuto con mio padre, poi sono andato a tre falegname un po' più moderne perché lui non c'era, lavorava nei boschi, faceva la mattia, questo e quell'altro. È stata sempre la mia grande passione. Ha fatto tanti sacrifici però. I giovani cercano il posto, l'impiego, non vogliono mettersi, come si dice, a rischio di pagare artigiano, questo e quell'altro, cercano che quando se ne vanno in pensione buttano il calamaio, si prendono la buona uscita e finisce tutto là. È orgoglioso di aver portato avanti la famiglia. Questo l'ho fatto pure io. Quest'altra è uguale. Anche questa. Sì. Siamo nel suo borgo, al Caralifusi. Un borgo che ha portato sempre nel cuore anche quando ha vissuto all'estero per lavoro. Sì. Sono stato sempre orgoglioso di essere siciliano e alcarese. Buongiorno, buongiorno. Siamo in compagnia di? Carmelo. Buongiorno, sono Giuseppe, presente alla Parente prova. lontano. Il borgo è unico e solo. Per noi è il più bel borgo dei Nebrodi.